Alessandro. Alessandro Olgiati di Lugano, ha scritto un libro. Quel giorno che ho danzato nel bosco, la malattia che mi ha guarito, giusto? Ecco. È stanca perché viene da un impegno molto grande, è arrivata qui faticando e quindi le diamo doppiamente il benvenuto. Grazie Alessandro. Si può fissarlo? Eh? Spero di svegliarvi un po' io. Il dottor Sergio Signori, che io dico sempre averne di dottori, di medici in Ticino, penso che noi non abbiamo nessuno. E mi faceva un po' sorridere sotto i baffi prima il signor Ignazio che, che diceva che nessun medico chiede mai se per caso si dorme su un nodo, e, ma ce ne sarebbero di cose che i medici potrebbero chiederci a noi che siamo in disarmonia, perché a me non piace parlare di malattia. E comunque, ecco, io per un banale controllo nel 2014 nel pronto soccorso di Lugano mi hanno trovato un tumore ovarico di praticamente ultimo grado, e mi hanno dato 7% di vita. Per cento di vita. Sì, perché avevo già delle metastasi e comunque la cosa era molto grave. Io un po' provocatoriamente inizio, e mi piace iniziare quando racconto della mia esperienza, dicendo: io nella mia vita ho avuto il grandissimo privilegio di essere stata malata di cancro, perché se no la mia vita non sarebbe mai cambiata. E sono guarita malgrado abbia fatto la chemioterapia. E per me è stato un cammino di consapevolezza, un cammino di tanti click interiori, di sincronicità, di casi. Insomma, io ho realizzato a 54 anni che stavo giocando al gioco sbagliato, che non era quella la mia vita, ma che da qualche parte mi ero ingranata in questo, sì, mi ero inceppata in questo ingranaggio, ehm, perché voi sapete bene che comunque noi siamo i creatori della nostra realtà, e fin da piccoli noi capiamo bene che cosa dobbiamo fare per accontentare la mamma, per accontentare il papà, lo capiamo molto bene fin da piccoli. Questo programma, diciamo, questo tipo di condizionamento, noi lo portiamo avanti nella nostra vita. Per me la mia vita, io l'avevo percepita fin da piccola come: io non valgo a nulla, i miei fratelli sono più bravi di me. Si diceva oggi la pecora nera, ecco, io mi sono identificata ben presto in questo ruolo. I miei fratelli erano effettivamente tutti più bravi di me. Io, malgrado studiassi come una pazza, ma non arrivavo mai alla sufficienza, e comunque non mi piaceva, non ne capivo il motivo di studiare così a memoria delle cose che non mi piaceva fare. E quindi stavo vivendo questo momento di vita in cui mi sono presto resa conto che in fondo non era la mia vita, e avevo
avevo una grande paura, perché forse cambiare la propria vita da giovani è più facile. 54 anni, sei così integrato in questo modello, in questo programma. Io mi sono presto identificata in questa personalità chiamata Alessandra Olgiati, in cui pensavo appunto di non avere valore. E quindi ho presto capito che questo programma, questo modello, questa personalità in cui io mi identificavo, fossi io. Ma la malattia mi ha permesso di rendermi conto, di prendere consapevolezza che io non sono nulla di tutto ciò e che comunque accontentare tutti è difficilissimo e che questo programma, questo modello in cui io mi ero identificata non era nient'altro che un involucro in cui c'erano condizionamenti, retaggi culturali, sensi di colpa, paure, tutte queste belle cose qua mandavano avanti il mio programma ed essendo che fin da piccola non pensavo di non valere, questa programmazione la portavo avanti poi da giovane donna, da donna, quindi ho avuto delle relazioni con uomini pazzeschi, chiaramente dove c'è la vittima c'è sempre il carnefice e oltretutto dovevo far vedere alla mia famiglia e ai miei fratelli che anch'io ero riuscita a formare una famiglia, avere dei figli, insomma portare avanti la mia vita e continuavo a perderli questi uomini erano uomini terribili che magari picchiavano, mi trattavano malissimo, perdevo il lavoro, ne trovavo uno che finalmente mi piaceva e dopo poco lo perdevo e non capivo il perché. Stavo giocando sempre all'essere qualcuno, al dover essere qualcuno, al dover dimostrare che anch'io valevo, che anch'io riuscivo a tenere gli uomini con me, anche se mi picchiavano fa niente, e aver trovato il lavoro della mia vita. E quindi mi sono resa conto, proprio grazie a questa diagnosi, che ora toccava a me, che ora era il momento di rimboccarsi le maniche e di pensare a me. Che poi oltretutto è un sano egoismo, non è perché nei retaggi culturali e nei sensi di colpa che ti inculcano c'è anche guarda che non puoi pensare a te, devi fare prima tutte le altre cose e poi, se caso, prenditi il tuo tempo, prenditi le tue cose. E invece la malattia mi ha permesso finalmente di dire no. E da lì ho cominciato piano piano a rendermi conto e a prendere consapevolezza. E sì, ho intitolato il mio libro Quel giorno che ho danzato nel bosco, perché io nel bosco andavo non appena potevo, non appena mi reggevo in piedi, andavo ad abbracciare gli alberi, andavo e vivevo dei momenti bellissimi, dei momenti sublimi, erano indescrivibili. E lì mi rendevo conto che stavo vivendo proprio il presente della mia vita. E lì potevo fare quel click, quel cambiamento, trovare quella pace, quel potere, quell'amore che noi tutti abbiamo fin dalla nascita, ma che da qualche parte lo abbiamo affidato agli altri. Ecco, si trattava di riprendere in mano questo potere, questa fiducia in me stessa. E
per un attimo pensavo quasi di impazzire, perché nel bosco stavo benissimo e come prendevo la macchina e scendevo a Lugano e sapevo che dovevo fare gli esami, eccetera, eccetera, cominciavo a tremare, a stare male, dicevo ma chi sono io? Sono quella su nel bosco che è felice oppure... E lì mi sono resa conto di quanto la mente mente e di quanto mi portava a spasso e nella paura. E il grande lavoro per me è stato proprio stare in quel presente, in quel potere. Io chiamo sempre potere, mi piace chiamarlo potere, perché è un potere che tutti noi abbiamo. Io non sono stata fortunata. Quello che ho fatto io lo può realizzare chiunque. Si tratta solo di, si diceva stamattina, di realizzare il cambiamento sicuramente, cioè di realizzare, di fare una, di avere un attimo proprio con se stessi e di chiedersi umilmente, ma sei felice della tua vita? Perché la felicità è quello che noi dobbiamo tutti trovare. Abbiamo il compito di trovare la felicità, non siamo qua per soffrire, per ammalarci, il nostro compito è di trovare la nostra strada. Un conto è stato per me dire, io nella mia vita ho avuto tanti di quegli stronzi che hanno fatto di me quello che volevano e che mi hanno sfruttata e che mi hanno picchiata e mia mamma è stata stronza e mio padre pure e i miei fratelli poi. E un conto è dire, io ho permesso a tutta questa bella gente di essere stati con me, quello di cui io avevo bisogno. E quindi c'è un atto di perdono dentro di sé che cambia l'energia, che quasi ti fa ridere, perché io mi dicevo, ma cavolo, ma io ero quella, ma io me la prendevo per queste cose, ma non è possibile. Tutto ad un tratto tutto cambia grazie a una disarmonia. E la mia vita ha subito un cambiamento radicale ma interiore, di profondo, proprio un cambiamento profondo e radicale di consapevolezza. E trovavo momenti di gioia, momenti in cui ridevo di me stessa, ridevo delle cose che avevo sbagliato, permesso. Io penso che la vita sia veramente meravigliosa e che valga la pena di viverla e che ogni sfida non è nient'altro che una grandissima opportunità di guardarsi dentro, di vedere, perché nulla avviene per caso. E i messaggi che io ho avuto nel mio silenzio del bosco con i miei 3 Labrador mi hanno dato qualcosa che non avrei mai pensato, che non ti insegna nessuno, che non lo leggi sui libri di scuola, ma delle sincronicità degli animali che mi parlavano, che mi guardavano, che mi trasmettevano e mi dicevano non è possibile che la vita sia così bella. Ecco, questo è un po' grosso modo quanto io ho realizzato nella mia esperienza di guarigione, che ho sempre pensato fosse un traguardo e invece no, è un punto di partenza, è rendersi conto che la vita è un lavoro sempre di ascolto, di attenzione, e quando è no è no. L'altro giorno ho incontrato qualcuno che mi ha detto: ah, sai Alessandra, domani devo andare a mangiare dai miei suoceri perché non ho voglia, ma... E io ho chiesto perché ci vai?
Perché facciamo una domenica sì, una domenica no. Ecco, mi faceva sorridere questa persona perché io ero lì. E invece adesso sto imparando anch'io piano piano ad ascoltarmi, anche perché ho compreso veramente che quando noi facciamo la cosa giusta per noi, facciamo la cosa giusta per gli altri. E quando noi stiamo bene, stanno bene tutti quelli che stanno attorno a noi, perché quando una luce si accende, si illumina tutta la stanza. E noi vogliamo essere tutti dei fari di luce per tutte le persone che in questo mondo di paure, perché non si muore di cancro, io sono sicura che si muore di paura. Si muore di paura. E in questo mondo in cui siamo manovrati, manipolati dalla paura, perché siamo deboli, io ho bisogno di dare e voglio dare questa forza a tutti quanti voi, perché davvero è tutto possibile, basta volerlo. Non abbiate paura di cambiare. Grazie mille. Grazie di tutto. Grazie. Adesso grazie veramente Alessandra. Adesso parla Giordana Lavelli di Alba, è venuta dal Piemonte, ha attraversato tutta la pianura padana per venire fino qua a parlarci. Lei è già venuta varie volte alle feste dei guariti. E la sua è una storia bellissima che non vi voglio anticipare. È stata una portatrice sana, che è una categoria molto importante di persone, cioè si è tenuta dentro un mucchio di tessuto tumorale. È ancora qui fra noi a portarci la sua testimonianza dopo molti anni, 16 giusto Giordano? Allora dicevo che preferisco parlare in piedi perché io sono abituata a stare in piedi avendo fatto per 40 anni la prof. E oggi in pensione, grazie a Dio. Ecco, ho scritto questo libro e qui devo ringraziare veramente Sergio Signori, che non so dove è finito, eccolo qua, perché questo libro appunto io dal 2003 che ebbi la diagnosi, l'ho scritto, sono stata operata poi dopo un anno, però adesso faccio una sintesi. Tutte queste cose che sono nel libro, io le scrissi immediatamente dopo, durante questo anno di vita molto difficile, però poi non avevo la forza, il coraggio, non so, di portarle al mondo, perché comunque è una storia molto autobiografica, chiaramente, e molto 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 intima, con tutta la storia della mia famiglia che adesso un pochino vi porterò, e quindi mi sembrava una cosa veramente terribile darla in pasto al mondo. Venendo a Carpi, cominciando appunto a seguire Sergio Signori, è come se avessi avuto un calcione, e quindi finalmente ho trovato il coraggio di scrivere questo libro che appunto ho intitolato Il mio secondo tempo, perché io sono stata operata che avevo il giorno del mio 50° compleanno nel 2004, e quindi tutti questi anni sono un regalo della vita che io me lo sto godendo, e me lo sto godendo veramente tanto. Bene, allora io ho avuto praticamente la stessa diagnosi di Alessandra, una cisti ovarica tumorale che io sentii crescere nella mia pancia nell'agosto del 2003. Ho un percorso di conoscenza del mio corpo oggi sono 35 anni che faccio yoga, quindi l'ho proprio sentita, la percepivo, però dicevo, beh, stai lì. Io non l'ho considerata subito, poi ha cominciato a farsi sentire, insomma in pratica nel mese di dicembre di quello stesso anno del 2003 mi venne diagnosticata sulla base del CA125 che stamattina è stato proiettato lì, un marker tumorale elevato, mi venne diagnosticata una cisti ovarica, quindi un tumore alle ovaie maligno.
maligno. Io ho avuto una grande fortuna, vabbè, anni e anni e anni di ricerca, di yoga, di ricerca spirituale, bla bla, e soprattutto penso 2001 mi sembra, la fortuna io vivo ad Alba, quindi provincia di Cuneo, Piemonte, proprio dalla Svizzera, dalle tue parti, Claro se non erro, vive Marco Pfister, che è quello che ha portato avanti e ha scritto i libri di Hammer, le 5 leggi biologiche. Si era formato proprio a Torino un gruppo di medici hameriani che io, per una serie di situazioni causali, uno di questi era un farmacista, vive praticamente nell'Albese, compagno di scuola del mio ex marito, quindi immaginatevi che le coincidenze, le sincronicità della vita, e attraverso queste persone io ho cominciato a frequentare il gruppo di medici hameriani, feci il primo corso, anzi ho partecipato all'organizzazione del primo corso per pazienti non medici tenuto da Pfister in quelle zone, per cui mi sono fatta 2 giorni di corso con Marco Pfister sulle 5 leggi. Io stavo benissimo, quindi non avevo assolutamente nulla quando queste cose mi sono capitate. Faccio un'altra premessa. Io sono un insegnante, come vi ho detto, ho insegnato nelle scuole superiori e per anni e anni ho insegnato scienze, quindi l'anatomia, che è un'altra delle grandi fortune della mia vita, perché nel momento in cui mi è stata fatta la diagnosi e avevo già incontrato le 5 leggi biologiche, io avevo la possibilità di capire, di conoscere, di toccare con mano la vericità di quelle cose che vengono dette e che vengono negate, ed è questo povero signor Hammer è stato perseguitato, gliene hanno fatti di tutti i colori e oggi radiano, lui non c'è più, quindi se la pigliano, è morto il 2 luglio del 2017, il giorno prima di mia madre. Mia madre è morta il 3, lui è morto il 2 luglio, quindi anche questa sincronicità, cioè è pazzesco, no? Comunque, adesso non c'è più lui, cosa fanno? Se la pigliano coi medici che lo considerano, che portano avanti questo messaggio, vengono radiati. Bene, io vengo a sapere questa diagnosi e lì ho dovuto, chiaramente l'ho avuto da una ginecologa, cioè un medico tradizionale, però da quel momento io ho detto no, io nelle mani dei medici tradizionali non ci voglio andare, perché inizierebbe il circolo vizioso, mi comincerebbero a fare analisi su analisi, mi porterebbero a scoprire metastasi su metastasi nelle quali ormai non credo più, conoscendo le leggi di Hammer, e si innescherebbe quel benedetto circolo vizioso che ti porta alla morte. Quindi che cosa ho fatto? Ho scelto medici omeopati. Ho scelto prima di tutto, ho chiesto una donna, una ginecologa americana dalla quale sono andata, che mi parlò malissimo dei marker, e poi sono finita prima da un omeopata che mi ha fatto una bellissima visita di Torino, dove mi disse bene, d'accordo l'omeopatia, d'accordo Hammer, ma questo qui si tratta di tumore, quindi dobbiamo così trattarlo. Io so solo che ho cominciato a tossire come una pazza, ho pagato, sono uscita scappata, fuggita, e fuggendo sono finita davanti, si sono innescate un sacco di sincronicità. Sono finita davanti alla casa di una mia zia che anticamente abitava a Torino. Notate che io ho fatto 5 anni di università a Torino, non ci sono mai finita. Quel giorno finisco davanti a quella casa e la guardo e dico: ma questa è la casa della zia Tina, ma che roba, ma che strano. Allora vado a casa, ne parlo con mia madre e mi dice: ah sì, ma la zia Tina, cioè, arrivo a dire questo perché la causa delle cisti ovariche, dei tumori alle ovaie, secondo Hammer, sono dei conflitti di perdita per abbandono. Destra e sinistra c'è la lateralità, perdita per abbandono, o sinistra figli, destra partner. Io ce l'avevo bilaterale, quindi li avevo persi entrambi, abbandonata. In quel periodo mia figlia se n'era andata in Egitto e avevo già perso il marito, di conseguenza era partita contemporaneamente la cosa, ed era di 12 centimetri. Poi ritorno al discorso della zia. Questa Hammer dice: la cisti ovarica non va toccata per almeno 9 mesi, deve starsene per 9 mesi nella pancia di una donna. 9 mesi.
ci guarda caso il tempo necessario per dare origine alla nascita di un bambino. Quindi c'entra evidentemente coi bambini. Quindi si è innescato, io lì allora Hellinger lo conoscevo più o meno, però si è innescato tutta una serie di coincidenze significative che hanno portato alla luce delle cause a livello familiare sistemiche. Sì, c'erano delle cause oggettive della mia vita, la perdita per abbandono, ma questa perdita per abbandono nella mia famiglia, anticamente, da dove derivava? Allora, se qualcuno di voi conosce la sistemica familiare di Hellinger e di altri, non c'è solo lui, nel Novecento è stata studiata dalla Schulzelberger, da Moreno, da Jodorowsky, ce ne sono un sacco di personaggi che l'hanno trattata. Io poi sono approdata alle costellazioni hellingeriane, ma lì non le facevo ancora. La costellazione si è fatta da sola, per sincronicità. Capito davanti a questa casa di questa zia e vengo a casa, vado ad Alba e mia madre il giorno dopo mi dice sai, c'è una cosa che tu non conosci, segreto di famiglia, della nostra famiglia. La zia Tina anticamente, tanti anni fa, ebbe un bambino, venne messa incinta, non è stato riconosciuto ed è morto. Cioè, questo non è stato riconosciuto, ve lo dico io, lei aveva 10 anni, quindi non sapeva assolutamente nulla. Le è stato raccontato che questa zia Tina aveva un bambino. Questa zia Tina da Parma, perché io originariamente sono di Parma, era venuta a Torino, guarda caso. Allora le dico, ma in che anni? Ma non so, primi anni 40 probabilmente, io ero una bambina, mia madre era del 28. Questo bambino, ve la faccio breve, arrivo al risultato. Quindi cosa fa? Doveva lavorare, era da sola a Torino perché noi eravamo di Parma, la ostetrica che ha fatto nascere il bambino dice guarda, io ho una sorella che potrebbe farle da baglia dove? A Barbaresco. Voi sapete Barbaresco dal vino, penso che lo conosciate. Barbaresco è un paesino piccolino che si trova vicino ad Alba, a 10 km da Alba. A Barbaresco, dico a Barbaresco, e cosa ci fa un bambino da Parma? E allora parto e vado al cimitero di Barbaresco. Questa è la tomba come io l'ho trovata nel 2003, questa è la tomba a Barbaresco di questo bimbo che si chiamava Corrado, nato, l'ho scoperto lì, la tomba dice la mamma al suo piccolo grande amore Corrado, nato il 16 aprile del 38, morto il 19 maggio del 39, quindi all'età di 1 anno questo bimbo è morto e questa zia deve avere vissuto un dramma pazzesco ed è poi morta, io avevo 10 anni, di tumore al seno, guarda caso. Chi conosce le 5 leggi biologiche capisce al volo che cosa vuole dire. Se no, allora, tutto questo, intanto vi dico una cosa, stamattina, è stato bellissimo, la conoscenza. A Carpi mi è stato detto, dopo che ho parlato l'ultima volta, un medico mi prende da parte e mi dice, scusa ma tu sei l'unica che ha dimostrato di non avere paura, oggi, lì io la paura, il panico, cioè, me lo sono tenuto per 1 anno intero tutte le sere. Voi immaginatevi la scelta nel 2003 di non andare dai medici, di non fare chemio, di non manco vederli, nessuna analisi, io zero, però io tutte le sere andavo a letto e dicevo oddio, starò sbagliando? Sarà la via giusta o sto sbagliando tutto? Mi è stata data una risposta perché l'universo ci pensa. Era febbraio, un giorno incontro una mia amica che piangeva, dico cosa ti è successo? Mia sorella è morta, di che cosa? Di tumore, dove? All'ovaia. Sì, insomma questa sorella era nata 3 giorni prima di me nello stesso anno, diagnosi 15 giorni prima di me, è stata operata, ha fatto la chemio e nei primi giorni di febbraio era sottoterra. La risposta: sto sbagliando o sto facendo bene? Mi sembra che la sincronicità sia spettacolare.
trovo questa tomba di questo bambino e questo è stato praticamente la molla che secondo me il segreto di famiglia che è venuto alla luce. Io da allora, ancora oggi, a Pasqua sono stata a portargli i fiori, ho fatto tutto un lavoro, poi ho trovato un omeopata che mi ha seguita, e con questo lavoro di perdono ho lavorato, grazie a Dio, anche a tutta la ricerca precedente, moltissimo nella relazione tra la mia parte cosciente e la mia parte inconscia, soprattutto attraverso i sogni e non solo. Ma nel libro ci sono raccontati tutti questi sogni che mi davano continuamente input di un certo tipo per andare avanti in questo percorso. Intanto i 9 mesi stavano passando. E Hammer ti dice che finiti i 9 mesi la cisti ovarica, che fa tutto un processo che adesso non ve la sto a raccontare, però se io mi fossi fatta operare subito sarei morta, come purtroppo tante persone che ho visto anche a Carpi e che mi hanno veramente fatto stare malissimo, perché le vedi che sono sofferenti da morire e non sai che cosa, cioè tu ne sei uscita, e di fianco a me c'aveva una ragazza che si trovava esattamente nella mia situazione di allora, solo che questa era stata operata prima dei 9 mesi e quindi le avevano martoriato tutti gli organi della cavità addominale. Va bene, finiscono i 9 mesi, io intanto avevo altri processi, perché noi non abbiamo un solo conflitto, ne abbiamo tutti i giorni, conflitti di tipo che fanno partire i nostri programmi speciali, biologici, sensati, che sono il termine con cui oggi dovrebbero essere chiamate le cosiddette malattie. Processi speciali, biologici, sensati, non cose da combattere, ma sensati, che sono stati infilati nel nostro cervello dall'età della prima cellula batterica che è vissuta qualche miliardo di anni fa sulla Terra fino ad oggi, e hanno un senso. Dobbiamo solo avere pazienza e aspettare che facciano il loro processo di simpaticotonia, che c'è, però adesso non stiamo, e di vagotonia. Pazienza, calma, permettiamo al nostro corpo di guarire, di riparare, perché noi invece cosa facciamo? Vogliamo guarire il giorno dopo. Non è possibile, ci abbiamo messo magari anni, mesi per arrivare a quel punto, ci vorranno mesi e anni per uscirne. Non possiamo pensare di guarire in un giorno, in una settimana, processi che si sono attivati da lungo tempo. Quindi calma, pazienza. Intanto ritorno ai 9 mesi, più o meno circa un anno, sono andata a trovare mia figlia in Egitto, che mi aveva abbandonata. Nel giro di 24 ore, come sono atterrata a Sharm el Sheikh, la mia cisti ovarica, da una grandezza di 12 centimetri circa, mi era stata misurata, è passata ad essere grande, come mi è stata poi definita, un pallone da calcio. Quindi sembravo incinta di 7 mesi, con tosse pazzesca, e sono tornata a casa, sono tornata dal mio omeopata, gli ho detto: adesso che cavolo faccio? Ti devi fare un po' di vagotonia, non bastano i 9 mesi, adesso c'è dell'altro e devi aspettare che questi processi vadano avanti. Sì, sono stati dei mesi terribili, perché intanto evidentemente era partito il profugo, il cosiddetto conflitto del profugo, quello dei reni, comunque ero piena d'acqua, praticamente in tutta la cavità addominale e toracica, non riuscivo più né a mangiare né a respirare, perché le pleure erano piene d'acqua e la cavità addominale era piena d'acqua, quindi io, come mangiavo tanto così, dovevo coricarmi, aspettare che il processo, insomma, fare spazio per quel pochino che ero riuscita a mangiare. Nonostante questo, io sono una che va in montagna, faccio trekking, faccio sci, faccio di tutto, bici, camminavo poco, ma camminavo, e questo probabilmente mi deve aver aiutata. Sono arrivata a Ferragosto che non ne potevo più, quindi il 16 d'agosto ho questo aiuto dal mio parte inconscia, a un certo punto, 16 d'agosto, signori, 16 d'agosto nella notte il mio cervello dice: basta, non ne puoi più, ha cominciato a portarmi il nome in modo
pedante, continuo, del ginecologo che mi era stato consigliato e che si chiama Foglia. Nel libro l'ho chiamato Piantà. E nella notte foglie. Ho detto proviamo a vedere se c'è, vediamo, dovrò probabilmente andare da un medico tradizionale, perché a questo punto sono a dei livelli tali che forse devo fare questo passo. Ho provato a telefonare, c'era 16 d'agosto, sono andata in ospedale, in 5 minuti è arrivato, altre volte ho aspettato ore per poter parlare con lui, mi guarda e gli dico non sono incinta. Ah no? Bene, dico venga di là, abbiamo parlato e mi visita, mi dice ma scusi ma perché lei non è venuta prima? Perché io seguo Hammer. Bene, ma poteva venire? No, perché Hammer dice di aspettare 9 mesi. Bene, però lei adesso deve essere operata. D'accordo, io sono operata, però lei si ricordi che io seguo Hammer. Quindi va bene l'operazione, ma qua la mano facciamo cosa voglio io. Non gliel'ho proprio detto così, però allora ci mettiamo d'accordo. L'8 di settembre era prevista l'operazione, io il 7 di settembre appunto compivo 50 anni e quando si è trattato di firmare la liberatoria, sono venuti in 3 perché poi ad Alba chiaramente sono conosciuta, medici, amici eccetera, sono arrivati in 3 per farmi firmare, io ho detto no, io non firmo niente e firmo, cioè anzi il medico è d'accordo a firmare, cioè io non gliel'ho chiesto se era d'accordo su così, però mi aveva dato la mano e quindi vi leggo quello, c'è anche lì. Allora quindi ho fatto firmare dal dottor Foglia, che comunque è stata una persona gradevolissima. Pensate che sono stata infilata in una camera a pagamento dell'ospedale di Alba, sezione ginecologia, e io non ho mai pagato. Cioè una camera con tutti i vantaggi che ci possono essere, io penso che l'abbiano fatto per evitare di farmi parlare, contattare. Sì, ero contagiosa sicuramente a livello mentale. Però comunque mi hanno creato anche una situazione ottimale, non da profugo, per chi conosce, per cui sono stata veramente favorita dalla sorte. Loro avranno avuto i loro motivi, però per me il risultato è stato veramente favorevole. Vi leggo la copia del documento che avete lì. La sottoscritta Giordana Lavelli, bla bla bla, si assume la totale responsabilità della decisione di asportare solamente il cistoma ovarico evidenziato ed eventualmente avevamo accordato un'ovaia o, se proprio fosse necessario, 2 ovaie, in modo che non vengano toccati assolutamente né linfonodi, né peritoneo, né altri organi o parti di essi, né formazioni interpretate come metastasi. Non sono metastasi. E stamattina Pamio ve l'ha spiegato abbastanza bene. Rivelate durante l'operazione o le analisi precedenti. Sono intenzionata a mantenere fermamente la suddetta decisione, anche qualora si verificassero inaspettate scoperte durante l'intervento, in modo da liberare i medici che mi operano dal timore di non fare per me tutto ciò che loro ritengono utile, che dal punto di vista della nuova medicina invece può danneggiare una situazione di precarietà fisica ed emozionale già esistente. La determinatezza della decisione è dovuta alla conoscenza, e ritorno su quello che ha detto Pamio stamattina, dei meccanismi di evoluzione della cisti ovarica e degli altri organi del corpo umano, in base alle leggi della nuova medicina scoperte dal dottor Hammer, e non in base ad irrazionalità. Sono nemmata, e lo dico in piemontese, non sono pazza, non sono irrazionale, conosco delle cose che voi non volete ammettere di conoscere o non conoscete, e quindi le uso per la mia salvezza, per il mio benessere. Con totale rispetto per entrambi i tipi di medicina e nella speranza che giungano un giorno a dialogare, costruttivamente, mette a disposizione la propria esperienza personale per tutti coloro che abbiano l'interesse, la curiosità, la mente aperta per far compiere passi avanti alla scienza, nell'interesse dei pazienti
e dell'umanità tutta. Lo so che è un po' questo finale un po' esagerato, però questa cosa, un mattino in attesa dell'operazione, saranno stati gli ultimi giorni di agosto, i primi di settembre, non ve lo so dire, so che un mattino mi sono svegliata, sono partita, ho aperto il computer e questa cosa mi sembrava dettata da qualcosa di più grande di me, quindi anche quella parola lì è stata dettata, cioè io l'ho scritta perché mi è venuta, non lo so, lo vedo che è un po' esagerata, però così è. Bene, io sono stata operata appunto il mattino dell'8 settembre, un mercoledì, la domenica ero a casa, ho un'operazione, una cicatrice nella pancia grande così, chiaramente, perché essendo grande come un pallone da calcio non potevano più farmi i classici buchini per toglierla. No, c'erano, no, me l'ha proprio detto, dice, però adesso non possiamo più fare i buchini o come si chiamano, dobbiamo tagliare, certamente, ok? E la cisti ovarica, che normalmente quando viene operata agli inizi non mi viene il parola, infiltrata in tutta la cavità addominale, andando a Hammer dice che si crea una rete sanguigna di capillari che vanno ad attaccarsi a tutti gli organi interni per poter nutrirsi. E quindi cosa fanno? Ti tagliuzzano un po' di tutto. Invece quando tu la lasci 9 mesi, lei è matura, quindi sono già staccati tutte queste infiltrazioni da sole. Lei si è costruita una capsula di sostegno sua, oltretutto io ho dovuto toglierla purtroppo, ma se la tenessi nella pancia la parte interna si rimette a produrre estrogeni, per cui ci sono donne che riprendono ad avere il ciclo ovarico e possono anche rimanere incinta oltre i 50 rotti anni, perché riprende a produrre estrogeni. E quindi donne che ringiovaniscono, ci sono donne che hanno un atteggiamento, una forma, un aspetto esteriore di gioventù grazie alle cisti ovariche. Bellissimo, no? Pensate che Hammer nel libro Il Testamento dice, che è un librone così, che secondo lui la mamma di Giovanni, quello che ha battezzato Gesù, sempre un po' di difficoltà, Elisabetta, che aveva avuto il figlio a 50 rotti anni, secondo lui aveva avuto una cisti ovarica. Detto da Hammer nel suo libro, è bellissimo, quando l'ho letto so che ho riso da matti. Bene, allora a quel punto volevano farmi la chemio, io l'ho rifiutata, 3 o 4 volte mi telefonavano a casa, poi appunto io conosco i medici di Alba, bla bla, quindi mi telefonavano, un'amica mi è venuta a casa, non so quante volte ho rotto l'amicizia perché voleva a tutti i costi che io facessi la chemio, io non la feci e poi sono andata una volta sola poi da Foglia a farmi rivedere per rispetto, perché lui comunque aveva rispettato me e di conseguenza c'è stato. Poi dopo io non sono mai più andata da un medico tradizionale, non faccio esami, mammografie varie, eccetera, assolutamente quel tipo di prevenzione che non è prevenzione, è qualche cosa che ci uccide, io quella non la faccio. Quando mi telefonano, mi mandano, dico, deve fare la mammografia, l'ho già fatta privatamente. Ah sì, ok, va bene, buongiorno, arrivederci. Quindi io assolutamente non faccio tutto questo, sicuramente avrò avuto metastasi. Volete che non avessi delle metastasi? Mi sarò stata piena di metastasi in una situazione del genere. Se ero piena, avevo le pleure piene d'acqua, il giorno prima di operarmi mi hanno tolto una sacca di acqua dalle pleure grande così, quindi io dovevo avere di tutto lì dentro. Però io non lo so e non lo voglio sapere. Non me ne frega niente, perché sono processi biologici sensati che hanno la loro storia, va bene, il loro processo da svilupparsi e da andare avanti. Ho avuto una cosa strana, che io nel libro la scrivo anche, per 1 anno e mezzo, 2 circa, ho avuto
crisi che io penso me le avrebbero diagnosticate epilettiche, ma io non sono andata da nessuno, me le sono tenuta. E cioè vivevo delle situazioni di questo tipo, le sentivo arrivare, quindi potevo fermarmi anche in macchina, ho continuato a guidare. Allora mi sentivo, sapete quando si scende dalla montagna che le orecchie entrano? Ecco, io sentivo questa situazione, solo che non era quello, e per 1 minuto, 2 minuti, dipende, agli inizi erano più forti, poi via via sempre più deboli, avevo delle crisi dove io non dovevo sedermi, non avevo il controllo assoluto motorio del mio corpo. Potevo parlare, guardavo, avevo gli occhi aperti, ma non mi potevo muovere, assolutamente. Quindi mi sedevo, aspettavo che la crisi passasse, poi riprendevo la mia vita. Però quel minuto, 2, 3, non lo so, io non avevo assolutamente il controllo motore del mio corpo. Io ho pensato che i 2 emisferi si stessero riequilibrando, perché ho poi trovato un libro, sì, ho finito, lo finisco, un testo che poi nel mio libro è anche indicato, però volevo leggere una cosa che spiega un pochino queste cose. Anche lì non sono andata da nessun medico tradizionale, sono andata dall'omeopata che mi ha dato dei prodotti omeopatici, me la sono tenuta per 2 anni circa e poi sono scemate lentamente. C'è stato Truppiano, Claudio Truppiano, quello che ha scritto Grazie dottor Hammer ad Alba, e in questi giorni, siccome terrò una conferenza sulle 5 leggi di Hammer presto, ho ascoltato tutto il suo DVD e ci sono delle cose che ho... Allora, la rivoluzione di Hammer che cos'è? Sono queste 2 consapevolezze che il corpo non fa nulla di maligno o di cattivo, ma si tratta, l'abbiamo già detto, di programmi biologici sensati, bla bla. Hammer fa paura, perché? Perché toglie la paura e senza paura si diventa persone libere, è stato detto stamattina. Quella dopo, la nostra mente, che è quella che mente, l'abbiamo detto un sacco di volte, è quella che non ci permette di fare il salto di paradigma per passare a questa... Noi confessiamo più facilmente i nostri errori e difetti morali che non quelli scientifici. Ciò deriva dal fatto che la coscienza è umile e si compiace persino di essere umiliata. L'intelletto invece è altezzoso e se è costretto a smentirsi cade in preda alla disperazione. Da ciò deriva che le verità rivelate vengono prima ammesse in segreto, poi si diffondano a poco finché ciò che si era ostinatamente negato non possa da ultimo apparire come qualcosa di affatto naturale. Quello che dicevamo ieri sera a cena. Quindi aspettiamo che poco per volta, lentamente, l'era dell'acquario proceda, vada avanti e queste novità ci ha messo il povero 500 anni ad essere accettato, aiutatemi, non è Goethe, Galileo, non mi veniva, Galileo, speriamo che ci mettano un po' meno di 500 anni, l'era dell'acquario e la velocizzazione di tutto, speriamo che ci mettano un po' meno. Bene, io ho finito, vi ringrazio il dottor Sergio Signori che è diventato un amico meraviglioso. Grazie Giordana per questa sempre bellissima... Lei è una guarita storica, è stata una delle prime. E avete sentito? No, io no. L'energia di queste persone è fantastica. Adesso è la volta allora di Cristina Diana che viene da Sacile. Ma siccome il caso non esiste, qualcuno ha detto credere al caso fa un torto a Dio. Giordana ha parlato di Hellinger, delle costellazioni familiari, e Cristina è una come si dice? Costellatrice. Una costellatrice. Lascio la parola a lei, grazie. Bene, buonasera. E anzitutto voglio ringraziare gli organizzatori, Sergio Signori, perché mi ha dato la possibilità di venire a condividere la mia esperienza con tutti voi, e nel contempo vi chiedo anche scusa per essere arrivata tardi e perché non potrò trattenermi oltre dopo il mio intervento, perché sono nel bel mezzo di un trasloco. Quindi vengo da Sacile ma andrò a stare a Prata, dove ho creato anche la mia sede oltre che la mia abitazione. Quindi ecco, grazie. Allora, che dire, nel 2009, nel luglio del 2009, una mattina mi faccio la doccia e come tutte le mattine niente di normale, niente di strano, voglio dire, no? Tutto normale. E passandomi la spugna sopra il seno sento un bozzo, ma un bozzo veramente molto grande, quasi come una nocca qui. Comincio a pensare,
E dico, beh, qui la posizione è un po' strana, ma non lascia adito a dubbi. Per cui, continuato, mi sono vestita, sono andata al lavoro, ho continuato la mia vita, però chiaramente il pensiero tornava lì, perché si vedeva molto bene. Poi con calma ho fatto le mie valutazioni, ho chiesto al cielo, alla mia coscienza, come mai, perché in questo momento della mia vita avevo già iniziato un percorso di crescita, di evoluzione, quindi avevo già cominciato ad interrogarmi su tanti perché della mia vita, sul senso della mia esistenza, cosa stavo a fare qui, quale era il mio obiettivo, quale era il senso appunto che potevo dare alla mia esistenza, e quindi non riuscivo a capire il perché. E da lì, come dire, ho iniziato il percorso, quello che fanno tutti. Quindi fai la mammografia, poi l'ago aspirato e ovviamente vivi in tutto l'ambiente, diciamo, medico. Io ho scelto di andare al CRO di Aviano, ma senza nulla togliere, diciamo, tutte le mie competenze che avevo anche in ambiti paralleli, al di là della medicina. Quindi, ovviamente mi hanno diagnosticato quello che temevo, un carcinoma mammario di grande pericolosità, classificato come G3, non esiste un G4, quindi era il più pericoloso. Tra l'altro era senza recettori, quindi avrebbe reagito soltanto a 2 tipi di farmaci, per cui la mia sorte era segnata. Quando poi a distanza di un mese dopo l'operazione, perché ho deciso comunque di farmi operare, non senza aver interpellato medici omeriani, per esempio sono stata dal dottor Danilo Toneguzzi, che è stato anche il mio insegnante di counseling, ho fatto 4 anni di scuola con lui e quindi con lui ho visto anche questo tipo di approccio, questo tipo di percorso. Poi ho visto, come dire, anche la parte spirituale, quindi ho guardato che cosa c'era a monte. Io avevo già incontrato nella mia vita le costellazioni familiari, ecco perché Sergio faceva riferimento a me quando si parlava di Hellinger. Hellinger per me è il mio maestro, e credo che senza tema di smentita può avermi anche salvato la vita, grazie appunto alle costellazioni. Sono io stessa poi diventata costellatrice dopo averle scoperte nel 2006. E quindi ho guardato diverse sfaccettature di tutto questo, però contrariamente alle precedenti persone che hanno parlato, non ho molte conoscenze in tanti ambiti appunto medici, scientifici, così. Io ho molto seguito il mio cuore, ho seguito proprio il mio sentire, mi sono messa in ascolto di me stessa e ho cercato di cambiare quelle poche cose che sbagliavo da un punto di vista alimentare, quindi ho cercato di togliere la carne, i dolci, cattive abitudini, e poi da lì mi sono lasciata anche trasportare dalla legge dell'attrazione, quindi pensiero positivo, continuare nelle manifestazioni delle proprie attività. Io stavo studiando counseling, stavo studiando appunto presso la scuola di Hellinger le costellazioni familiari, facevo ciò che mi piaceva, mi divertivo, leggevo, facevo una vita tutto sommato normale e cercavo di continuare nelle mie mansioni, nelle mie attitudini, no? Nelle cose che mi piaceva fare, rilassamento, qualche meditazione. E dopo, purtroppo la diagnosi infausta avvenuta dopo circa un mese dall'operazione, quindi che è avvenuta l'8 di ottobre del 2009, un mese dopo mi hanno appunto detto che dovevo fare 8 cicli di chemio e poi radioterapia, chemio di quella pesante, di quella dove io avrei perso i capelli e tantissime altre cose. Mi sono messa a piangere, sono scoppiata in lacrime, perché quando ti diagnosticano questo e ti dicono questo, evidentemente non hanno nessun tipo di delicatezza, cioè vanno avanti come i rinoceronti. E questo lo dissi anche il mio medico, e il medico di base, perché effettivamente loro ti trattano un po' come un numero. Sei un cartellino tirato fuori da una scatolina, chiuso. Loro non guardano né chi sei, né cosa fai, qual è il tuo carattere, qual è la tua responsività, cioè come tu rispondi alla vita, quali sono le tue competenze. Non guardano niente a tutto questo, semplicemente c'è un numero, neanche un nome, un numero. Mi sono lasciata consigliare da degli amici, conosco personalmente un amico fraterno di Nader Bhutto,
quindi anche lì mi sono lasciata consigliare da loro e ho usato quella che può essere chiamata un po' la terapia Gerson. Quindi, anche se non l'ho seguita veramente nel dettaglio, essendo maniaca, cioè non dormendo di notte, credetemi, ho continuato serenamente perché non mi sono sentita vessata dalla malattia, ma ho cercato di comprendere qual era il senso della malattia, che cosa era venuta a dirmi, qual era il suo significato. Quindi l'ho accolta e credetemi, anche quando in costellazione si sta davanti al proprio tumore, chi conosce le costellazioni è come una sorta di rappresentazione teatrale dove si mettono gli elementi del problema, e quando tu sei davanti al tuo tumore, credetemi, non è simpatico. C'è paura, c'è panico, no? Come dicevano anche le mie colleghe prima. Questa paura è quella che ti frega. La cosa importante è quella di guardare la malattia. La malattia è un maestro, è un insegnante. La malattia ti dice dove stai sbagliando, perché ti colpisce esattamente in quell'organo, perché è quello il significato che tu devi comprendere, perché stai percorrendo la strada da un punto di vista spirituale, stai percorrendo una strada sbagliata. E quindi semplicemente la malattia, siccome non te ne sei accorto prima, te lo viene a dire proprio nel fisico. Ecco che dovremmo stare attenti a tanti campanelli che ci arrivano. E se no però non li ascoltiamo, non li vediamo, non li percepiamo, evidentemente la vita vuole molto di più da noi, vuole portarci verso l'amore, vuole portarci verso la nostra piena consapevolezza, verso la nostra centratura, il nostro equilibrio, verso il nostro essere spirituali, cioè coniugare la parte, quella che apparentemente sembra la realtà, con la parte spirituale. Siamo in un mondo duale, c'è sempre una medaglia, no? Il lato A e il lato B. Ecco, il lato A è quello che tutti quanti noi vediamo e viviamo. Il lato B è la nostra parte dentro. Ma la vita vuole che sia quella ad avere la supremazia, la prevalenza, e sia quella a guidare la nostra vita e ad emergere, per far vedere quanto belli siamo, quanta luce abbiamo dentro, quanto siamo capaci di poter fare. Quindi ho rinunciato, parlando vis-à-vis all'oncologo, che mi diceva appunto così, come se nulla fosse, di fare 8 cicli di chemio, quindi erano 6 mesi di chemio, di quella veramente pesante, e poi sarebbe seguita la radioterapia. Io gli risposi di no. Lui si alzò, con i capelli sulla testa alti così, si alzò e si mise a gridare: lei non sa che cosa va incontro. No, se permette, so benissimo a che cosa vado incontro, però se devo morire, io muoio così come sono. Non voglio niente che mi venga messo dentro nelle vene di chimico. Questa è stata la mia scelta, non dico che gli altri debbano fare questo, ma io non ho, come dire, la conoscenza, ma non credo che la chemioterapia sia curativa. È solo un business. Non può essere che una scatolina di 10 pastiglie costi 22.000 euro. Non è possibile. Quindi io per me ho fatto questa scelta, e anche quando i miei clienti vengono con patologie oncologiche a guardare anche l'aspetto, diciamo, delle costellazioni familiari, quindi vedere che cosa c'è nell'aspetto spirituale e sistemico, quindi delle o vite passate anche, ma della stirpe, io guardo tutto questo. Ma non dico se la persona vuole fare la chemioterapia che non la faccia, io non ho il potere di farlo. Racconto la mia storia, ma sottolineo, è la mia storia. Poi ognuno deve essere il padrone, libero di scegliere per se stesso. Quindi io coraggiosamente credo ho preso la mia decisione, piangendo, soffrendo, avendo paura, come diceva Giordana prima, no? Perché evidentemente sei di fronte ad una cosa che fa realmente paura. D'altronde gli hanno dato anche un nome, no? Se ci pensiamo, dà un'assonanza molto particolare, la chiamano tumore, cioè, è molto chiaro, però quello su cui giocano molti è proprio questo, questa assonanza. Invece non è vero, di tumore si vive. Io sono la prova, Giordana e Alessandra sono la prova, e molti altri. Sergio ha dato testimonianza nei suoi libri. Ma, come dire, è qui dentro la guarigione, è qui e soprattutto qui. Io come l'ho affrontata? Meditazioni, facevo meditazioni tutte le notti e tutti i giorni. Dottor Roy Martina mi ha aiutato molto in questo. Ho frequentato un anno di scuola con lui, 4 settimane, una nei 4 trimestri dell'anno, e mi ha aiutato tantissimo appunto ad affrontare questa
esperienza della mia vita. Quindi la meditazione mi ha aiutato tantissimo a riprogrammare il mio organismo, a riprogrammare tutte le credenze sbagliate che c'erano e che inducevano quindi alla malattia. Cambiato l'alimentazione, tolto i vizi. Premetto che io sono una persona abbastanza salutista, non fumo, non bevo, e quindi il fatto che fossi e nella mia famiglia non c'è una familiarità in questa direzione, per cui non sono soltanto come dire le cose genetiche che fanno ammalare, perché io non saprei proprio dove andare a prendere la genetica nella mia famiglia, no? Per l'insorgenza di questa malattia. Però che cosa ho fatto? Oltre a tutto questo ho preso degli integratori alimentari. Mi sono fatta aiutare dal dottor Simoncini, che anche lui radiato dall'albo, è dovuto andare all'estero a continuare i suoi studi. Ho usato il bicarbonato, ricerche dell'Università del Nevada hanno confermato che il bicarbonato è estremamente potente contro qualsiasi tipo di tumore. Però siccome costa poco, non costa niente. Siccome costa niente, evidentemente non lo consigliano. Ma la forza più grande è quella che diceva, mi pare, Alessandra. La forza è dentro di noi, la guarigione è dentro di noi. È dentro di noi che deve cominciare. Invece quando ti viene diagnosticata una malattia grave, una malattia autoimmune, che cosa fa una persona? Si mette già nella cassa da morto. Loro usano anche degli strumenti che inducono a questo, perché bisogna essere veramente forti per contrastare un medico che ti dice no, lei deve fare questo. Credetemi, fanno paura, perché io ho coraggio, sono una donna forte e quindi mi sono assunta la mia responsabilità. Io ho preso le mie decisioni, sono andata avanti e grazie a Dio sono ancora qui. E con le costellazioni ho avuto una spiegazione grandiosa. Intanto per me sono state fonte di un grande cambiamento di vita. Tanto, ripeto, che mi hanno portato a fare la scuola di costellazione e a diventare costellatrice. Ho dato la tesi all'Università Europea Jean Monnet a Bruxelles sulla donazione degli organi. E è stata un'esperienza grandissima, la conoscenza di Hellinger e dei suoi docenti sono stati per me un qualche cosa che ha cambiato completamente il mio modo di vedere la vita. Stare nella centratura, stare nell'equilibrio, niente è sbagliato, tutto è perfetto, la vita porta esattamente ciò di cui hai bisogno per crescere e per evolvere. Questo è quello che è da vedere. E quindi lì ho affrontato con il mio tempo. La prima cosa è stata quella di guardare in faccia il mio tumore. Cattivo, brutto, aggressivo, che non lascia scampo. Ha un'etichetta, tu muori, punto. E da lì cominci. Quando lo prendi nel cuore, lo accogli, cominci a cercare quelli che sono gli insegnamenti che lui vuole darti. Lui, ripeto, è un maestro, ma lui come tante altre malattie, altre patologie, ok? E da lì ho cominciato. Varie costellazioni susseguite nel corso del tempo. C'era il problema legato, era il seno sinistro, quindi la parte femminile. Io sono destrimane. La parte femminile, quindi un qualcosa che proveniva o dalla madre o dalla mia femminilità o dai figli, ma anche dai fratelli. Qui c'erano più cose, infatti io feci 5-6 costellazioni, 7, sul medesimo argomento e venne fuori una montagna di cose, una problematica legata alla mia gemella scomparsa. Io sono una gemella sopravvissuta e non lo sapevo. E quello di cui mi sto accorgendo negli ultimi anni, negli ultimi tempi, soprattutto svolgendo la mia professione, è che spesso il gemello scomparso è responsabile di tumori. Quante volte trovo malattie tumorali, oncologiche, a delle persone, non sapendolo, ma che sono legate al gemello che scompare. Nel ventre materno, nei primi tempi della gravidanza, nessuno lo sa, perché tante volte la mamma non ha una minaccia di aborto, non ha nessun tipo di sentore su questo. Però quel gemello che scompare ha bisogno di essere visto, riconosciuto, integrato, amato, portato nel nostro quotidiano. E alle volte si fa vedere proprio attraverso una forma tumorale. E quindi per me era anche questo. Poi c'era un problema con mio figlio, seno sinistro, eccessive cure materne. Ho un figlio di 33 anni. In quel momento c'era successo un caso particolare, mio figlio aveva richiesto particolari cure, quindi un tempo particolarmente pregno della mia presenza.
E questo aveva indebolito perché la mia forza di genitore, perché posso essere genitore ma di un bimbo che è piccolo o accudire un bimbo piccolo, ma non un bambino, un uomo di 26-27 anni, no? Quindi lì troppe cure materne e ecco che il tumore al seno lo veniva a spiegare. Poi c'era un problema legato a mio nonno, il papà della mia mamma, ecco perché sempre la parte sinistra. Il papà della mia mamma che ha fatto campo di concentramento, ha visto un sacco di morti e io guardavo sistemicamente, guardavo i morti insieme a mio nonno. Poi c'era sempre da questa parte della linea familiare una problematica legata ai genitori del mio nonno, a persone che erano morte di fame, che avevano lanciato una sorta di maledizione ai discendenti e molto altro. Quindi il comprendere tutto questo via via, che cosa ha fatto? Onestamente a livello fisico non ve lo so dire, perché io ho continuato a fare ginnastica, ad essere serena, a continuare i miei studi, ho frequentato amici, le persone negative le ho allontanate. Una cosa importante che credo di aver fatto appena ho scoperto la malattia è stato di tenere la cosa per me. Io non l'ho detto a nessuno. Perché? Perché le persone associano immediatamente, ecco, è malata di tumore, adesso muore. Quindi il pensiero negativo. Quindi io, autonomamente, senza sapere niente, ho detto, ma ok, lo tengo per me. Ho avvisato semplicemente un'amica, perché ovviamente quando devi andare a fare l'ago aspirato hai bisogno di avere l'aiuto da parte di qualcuno. Lo dissi a lei, però io le ho detto, per favore, non voglio pensieri negativi, non voglio che tu ti metta a piangere, non voglio che tu lo dica a nessuno. Questa è la condizione. Mi fa, ok. Mia mamma l'ho saputo il giorno stesso che mi hanno operata. Il mio compagno, quasi. Capite? Il pensiero collettivo della gente, dove c'è una credenza che è legata al fatto tu sei malato di tumore, di conseguenza tu muori, hai già un piede nella fossa, questo non fa altro che accrescere il tutto. Quindi io ho cercato di arginare per quello che è stato possibile, mantenendo un atteggiamento positivo, ma non positivo soltanto negli aspetti esteriori, positivi anche internamente. Per un anno ho meditato tutti i giorni, quotidianamente proprio, di giorno, ma facevo 4 meditazioni anche di notte, lavorando sull'inconscio, senza contare, ripeto, l'alimentazione, gli integratori, una vita sana e pulita. Gli antichi dicevano mens sana in corpore sano. Sì, ma è lo spirito che deve essere sano, perché l'epigenetica lo dice, è nello spirito che noi ci ammaliamo. È lo spirito che fa sì che noi ci ammaliamo, perché dobbiamo imparare delle cose a livello spirituale. Dobbiamo imparare come si sta al mondo. Dobbiamo imparare a lavorare in collettività. Dobbiamo imparare a lavorare per il prossimo che è in difficoltà, a mettere la nostra vita a disposizione degli altri. Non pensare soltanto al nostro orticello. Io questo ho capito. E nel quotidiano io cerco di fare questo. Sì, svolgo una professione perché io non sono in pensione, di conseguenza ho bisogno di vivere, continuare anche a studiare, no? a perfezionarmi. E quindi ho bisogno di prestare la mia attività contro il pagamento della prestazione. Però è un qualcosa di limitato, nel senso che la cosa fondamentale è quella di rendersi disponibile per il proprio prossimo. E questo lo possiamo fare ognuno di noi, ognuno nel proprio piccolo, con qualsiasi professione uno faccia, mostrare la luce che abbiamo dentro, questo è il senso. Non rimanere veramente a coltivare il proprio orticello, da soli non si arriva da nessuna parte e la terapia sistemica lo dice, noi siamo un gruppo di persone. Pensate all'alveare, la singola ape da sola che cosa può fare? Non può fare nulla. Lei può fare soltanto se lavora di concerto con tutte le altre api che abitano nel suo alveare. Ecco, noi siamo uguali, ognuno di noi è una singola ape. Quindi cerchiamo di trovare il nostro alveare, di trovare il senso della nostra esistenza. Per me la mia malattia, il mio tumore è stato qualcosa di estremamente importante. Lo vedo quando mi faccio la doccia, c'è un bel segno, c'è un bel sorriso, no, sul seno sinistro. E me lo ricordo, lo vedo tutti i giorni, non passa giorno che io non ringrazio e la malattia e quello che è stato, gli insegnamenti che mi ha portato. Perché vivo con grande serenità, quotidianamente,
ringraziando per quello che ho, ringraziando per l'abbondanza, veramente per le grandi cose che la vita mi porta nel quotidiano. E la sola cosa che dobbiamo fare, ripeto, è solo questo: avere cura di noi stessi, ma noi stessi come singola persona, ma strettamente connessa e correlata a tutti gli altri. Non siamo mai separati dagli altri, stiamo in comunione, in comunità, in contatto con gli altri. Questa è la cosa importante. Guardiamo alla persona, ma guardiamo al conflitto che c'è dentro di lei, perché magari quella persona è antipatica, oppure quella persona picchia, oppure quella persona arrogante, Guardiamo qual è il vissuto di questa persona, qual è stato il contesto nel quale questa persona è cresciuta, e cerchiamo di non esprimere giudizi. Cerchiamo di dare all'altro la medesima valenza che abbiamo noi. Questa è la mia esortazione. E poi soprattutto, come diceva giustamente Giordana, e poi Goethe, chi era che aveva citato, la paura. La paura è una brutta bestia. Ecco, la paura va fugata. Però per fugarla dobbiamo affrontare le nostre cose, le nostre paure, i nostri obiettivi, le nostre esperienze. Quindi affrontandole noi possiamo buttare via la paura, perché capiamo che in realtà non c'è nulla di cui aver paura. È una benedizione, è una grazia di Dio, perché se quel tumore 10 anni fa mi ha creato paura, pensavo di non riuscire ad arrivare a 50 anni e sono quasi a 58, e credetemi, mi ha dato grande soddisfazione e mi ha dato la possibilità di mettere anche la mia vita a disposizione degli altri. Ecco, io più di così, non so se avete delle domande, volentieri, ma credo di aver spiegato quello che è stato il mio iter, il mio percorso. Quindi grazie di avermi ascoltato. Grazie anche a Cristina Diana. Ormai c'è un filo conduttore, avete colto la bellezza, l'energia, la vita di queste testimonianze, no? E allora Cristina ha detto una cosa che adesso io vi recito ancora pochi versi sulla giornata di oggi che si collega a quello che ha detto lei. È stata gran festa d'amore, fin troppo scontata la rima con cuore, ma il cuore per certo c'è entrato davvero, in ogni momento, sentito e sincero. La festa continua, se noi lo vogliamo, restando connessi, sia pur da lontano, e allora essa grande e più grande sarà, se intento comune ancora ci unirà. Grazie. Io penso che possiamo cominciare, se Ignazio ci raggiunge, e anche... Ecco, Cosima appartiene a un'altra categoria importantissima di persone. Ci sono persone guarite, ma ci sono i portatori e le portatrici, sani e sane. E questo è il livello B. Adesso lei è portatrice sana da anni di una malattia, di cui vi parlerà, ritenuta molto grave. Invece lei sta bene, lavora, nonostante che abbia questa malattia giudicata grave. Ho una malattia giudicata grave, ma sto bene, grazie a Dio. Mi hanno diagnosticato un melanoma in situ prima 10 anni fa, 15 anni fa. Mi hanno tolto un'unghia che era già mezza nera, mezza bianca. Dopo 10 anni di controlli c'era ancora una macchia nera sulla pelle e poi mi dicono controlliamo. Dopo 10 anni è diventata un po' più scura la macchia, che ho ancora, e poi mi dicono bisogna tagliare il dito. Cosa? Nel frattempo avevo conosciuto il dottor Sergio Signori e mai avrei pensato di testimoniare quando l'ho conosciuto, quando seguivo le sue conferenze 6 anni fa con delle amiche a Vicenza. Chiamo Sergio Signori, mi trovo in ospedale e mi dicono bisogna tagliare. Cosa?
avevo letto Hammer, avevo letto Lipton. Prima ho accettato, mi aveva impaurito il medico, perché se fosse mia nonna, mia madre, mia zia, io farei così. Ho detto va bene, mi ha proposto di fare esami su esami, ecografie, ma ho detto ma scusi, ma dall'ecografia si vede qualcosa? No, bene, e allora che la faccio a fare? Ma no, ma perché vediamo, non vediamo. Boh. Va bene, ho accettato, la faccio breve. Esco dall'ospedale e dico, no. Seguo Sergio, Hammer, e adesso ho scoperto un mondo nuovo, che faccio? Mi arrendo così? Chiamo Sergio. Oh, Sergio, ho detto, questo mi ha detto che io mi devo tagliare il dito, che ho un melanoma che può andare di qua, che può andare di là. Io ho paura adesso. Avevo appena cominciato ad andare in quel mondo, a conoscere quel mondo. E lui mi fa, senti, vieni nel mio studio e ne parliamo. E gli ho detto che io avevo programmato di andare a Ischia, ma mo mi si presentava questa cosa. E lui mi fa, ma cosa vuoi sapere? Ho detto, Sergio, ma tu che faresti? Così, ma tu devi fare quello che senti di fare. Se vuoi tagliare il dito, se per te tagliare il dito può aiutarti, fallo. No, ho detto, Sergio, cosa faresti tu? Boh, io andrei a Ischia. Ah, che bene, ho detto, io me ne vado a Ischia. Non senza paura. Ovviamente ho cominciato a prendere integratori, funghi, già ero abbastanza attenta all'alimentazione, non avevo eliminato la carne, ma la mangiavo poco, mangiavo un po' di tutto, ma verdure. Andiamo a Ischia. Molte notti non ho dormito, però la pelle era chiusa, era solo scura. Sono passati 4 anni e la pelle si è aperta in autunno e ha cominciato, ce l'ho ancora qui, ha cominciato a venire fuori tutta questa, non so, questa cicatrice. Adesso sono in aspettativa, per cui ho lasciato riposare il dito, ma mi sono presa 2 mesi di aspettativa, perché ho detto adesso basta. Non sono andata dai medici ufficiali. Sto prendendo integratori, ancora funghi, sto facendo l'ipertermia, chi la conosce sa che aumenta le difese immunitarie, stimola il sistema immunitario. Sto andando a Pisa a fare l'ipertermia, mi sto aiutando con gli estratti, ma mangio un po' di tutto. Roba integrale, sono un po' attenta, ma non tanto. Anche perché tutto ci può aiutare. Faccio un po' di meditazione nel mio piccolo, per cui adesso vedrò se in ultima analisi, proprio se fosse necessario, io il dito, la falange la taglierò. Ma da come era partita, che doveva andare di qua, di là, di su, di giù, io sono andata anche da un medico olistico, del quale non faccio il nome. E lì ho scoperto che essere olistici e alternativi sono 2 cose diverse. Oncologo è la prima cosa che mi ha consigliato di tagliare il dito. Ma avevo fatto 800 km, me l'avevano detto già a Udine che dovevo tagliare il dito, non so perché andassi anche in Puglia per tagliare il dito ancora 4 anni fa. Comunque quando me l'ha detto ho rispettato ciò che lui mi ha detto, sono uscita. Prima mi sono un po' così scrollata di dosso, poi ho detto no, io ho sempre sentito una cosa, che questo dito mi appartiene e quindi tra il rischiare e tagliarmi il dito, io ho preferito rischiare, tenermi il dito così e non... Infatti, grazie a Dio è 4 anni, quindi sul mio percorso di guarigione ci sono i lavori in corso. Ecco. Grazie. Stai qua, Cosima? Posso dirti? Allora, abbiamo avuto 2 giorni di Truppiano ad Alba, magari chiamalo.
ci ha fatto vedere, questo è un melanoma, ok? Allora ci ha fatto vedere foto di un medico di Genova, tal Giorgio, che ha anche lui un melanoma, ha avuto un melanoma, questo dovuto a un attacco dall'esterno, quindi pensa che cosa ti hanno fatto. Ok. Lui l'ha raccontato pubblicamente, quindi posso dirlo, tanto il Giorgio, ce ne sono tantissimi. Stava separandosi, ha avuto una lotta con la moglie gli deve avere tirato un coltello, insomma. Quindi un attacco dall'esterno, è venuto fuori un melanoma che nei mesi, io non vi so dire il tempo, c'erano le foto, una roba nera così, una boccia qua sul braccio, grande più o meno così. Siccome era un medico e conosceva Hammer, ha detto bene, metto alla prova Hammer, non faccio niente, perché lui medico l'avrebbe dovuto togliere, tagliare, fare tutte le cose solite. Non ha fatto nulla, ha aspettato, questa cosa è cresciuta, a un certo punto ha cominciato a ridursi, adesso c'ha una relativamente piccola cicatrice sul braccio. Mesi, anni, quanto era? Un anno, comunque tanto. Stai tranquilla, il processo deve avere il suo tempo, ma il tuo è niente in confronto a quello che aveva lui, Era una roba che adesso ha cominciato anche ad asciugarsi. Sta regredendo, bene. No, te lo dico solo perché è una roba che uno deve avere dei confronti. Il medico mi chiede, ma hai fatto ancora altri esami? No, non faccio niente. E l'oncologa presso la quale sto facendo l'ipertermia mi ha detto, guarda, io parto come oncologa e devo essere inizialmente negativa, ma lei se vuol fare gli esami al torace e all'addome, delle ecografie, ho detto, dottoressa, adesso non me la sentirei. Lei dovrebbe fare, ma se non li vuol fare, non è obbligata. E stiamo facendo la terapia, quando vuole le farà. Questa è stata l'unica dottoressa, dopo Sergio, che ha rispettato un po' il mio volere. Gli altri subito o tagliare o fare la TAC-PET, no, io non faccio la TAC-PET assolutamente per il momento. Ma figurati, e stanno lì. Per cui grazie mille. Sai? Intanto ringrazio Cristina perché prima ha parlato di Simoncini. Voglio ricordare, per chi non ci conosce, che Tullio Simoncini è stato il nostro primo relatore il 13 dicembre 2009 e giusto per parlare di bicarbonato che costa poco per curare i tumori, io mi ricordo che al tempo Simoncini disse che per i melanomi nessun problema, tintura di iodio che costa pochissimo. Ecco, quindi come vi dicevo, Pami aveva parlato un attimo del silicio organico. Noi stiamo facendo un'autosperimentazione come gruppo da 5 anni sul silicio organico. Lo conoscevamo da tempo, 5 anni fa abbiamo cominciato con un piccolo gruppo di persone che seguiva l'associazione, queste persone si sono trovate bene, io per prima, per varie patologie, per varie cose che non andavano nell'organismo, abbiamo cominciato a fare ricerca, autosperimentazione e da lì il gruppo si è allargato, prima a 20, 50, 100, 200, 300 persone, eravamo sparsi in tutta Italia. Da questo GASO, primo gruppo di acquisto, è nata Sicut, la società Benefit che oggi ci ospita. Perché? Perché Sicut si accolla sempre tutti i costi che deve sostenere anche la Salus Bellatrix per fare le conferenze. Sicut è stata creata appunto per fare divulgazione, informazione sui prodotti che sono assolutamente naturali e che servono a sostenere l'organismo, perché ricordiamoci che siamo sempre noi che guariamo, è il nostro corpo che ha la capacità di autorigenerarsi e autoripararsi, basta che noi lo mettiamo nelle condizioni di farlo. E in questo abbiamo trovato che non abbiamo 5.000, perché io sono quella che devi avere il massimo risultato con il minimo sforzo anche economico, per cui non 10 prodotti, uno te lo bevi,
te lo spruzzi, te lo spalmi, fai gli impacchi, e così è nato Silacus, che è il primo silicio organico marino. Perché così? Perché abbiamo scoperto, facendo sempre sperimentazione, attivandolo, perché ce ne sono tante marche di silicio in giro, però alcuni non sono organici, altri hanno determinate caratteristiche così. Abbiamo scoperto che facendogli un piccolo innesco omeopatico proprio, con un 4% di plasma di Kenton, che è fatto con l'acqua di mare, e là già cominciate a capire, no? La reminiscenza nostra che abbiamo del mare, le nostre cellule, questo ha la capacità di penetrare a velocità incredibile all'interno del nostro organismo, perché non è un integratore, ma è essenzialmente un attivatore biosistemico, quello che abbiamo messo a punto, che fa in modo anche che possa sostenerci nelle varie fasi che passiamo, sia quando abbiamo la crisi epilettoide, sia quando siamo in vagotonia. Lo abbiamo provato e testato sulle persone ed è assolutamente straordinario. Una cosa che mi viene in mente, visto che noi qua siamo anche, abbiamo cambiato sede, siamo vicino all'ospedale, per inciso noi siamo qui perché ci hanno cacciato da tutte le sale di Vittorio Veneto, quindi ho dovuto prendermi una sala che pago io e da qui non mi manda via nessuno. Qui a Vittorio Veneto una nostra amica che aveva avuto un tumore al seno, ecco la paura. Sei venuta a tante conferenze, hai imparato tante cose, nel momento che ti capita mi dice: guarda, i dottori mi hanno terrorizzato, ho cominciato la chemio. E comunque ognuno è giusto che faccia le proprie scelte e che trovi la propria strada. Io me la ricordo perché lei veniva qui a prendere il silicio organico, il plasma di Quinton, diceva: guarda, siamo una quindicina di donne, io sono l'unica che non ha vomito, che non ha tutti gli effetti collaterali che quella cosa che ci stanno mettendo dentro ha. Quindi chelante dell'alluminio. Nella cura. Sì, della cura. Chelante dell'alluminio, chelante dei metalli tossici. Infatti noi tanti anni fa avevamo fatto qualche conferenza su qualche cosa che dicevano che cadesse dal cielo, no? Di quei regali che ci mandano. Ecco, dobbiamo cercare di attivarci per proteggerci in qualche modo e fare in modo proprio che il nostro organismo riesca a superare tutto questo. Adesso passiamo alla fase delle domande.